Continua il nostro viaggio per conoscere la gestione delle acque in Veneto affidato ai consorzi di bonifica. Tra le competenze emerge sempre più la necessità di garantire la qualità delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente e l'abbattimento dei fosfati. Angelo Pangrazio. Serve l'acqua per non far incenerire dal sole le piantine del radicchio di Treviso appena messe a dimora, ma servono anche gli impianti per gestire le risorse idriche, per far funzionare al meglio gli impianti di irrigazione, per il controllo della qualità dell'acqua, come questo piezometro. Serve a misurare l'altezza della falda, praticamente dal campo fino al corso d'acqua, e poterne anche prelevare una piccola quantità per fare un campionamento, e quindi la quantità di azoto che ha. Intanto a Chirignago, al Consorzio Acque Risorgive, monitoraggio in tempo reale degli impianti e di 2.350 km di canali sparsi su 100.000 ettari nel territorio di 52 comuni fra le province di Venezia, Padova e Treviso, dove vivono oltre 600.000 persone. Il pallino verde significa che il manufatto è aperto, quindi lascia passare l'acqua. Il pallino rosso indica che il manufatto è chiuso e quindi blocca l'acqua. E il pallino giallo invece indica che il manufatto è in regolazione o in una posizione intermedia fra totalmente aperto o totalmente chiuso. Garantire le risorse idriche in estate, non solo. Quest'area qui durante il periodo delle piene può essere allagata dalle acque, appunto, che in questo modo si evita l'allagamento del centro abitato di Rio San Martino. Siamo nella campagna di Scorzè, 14 ettari trasformati in oasi di biodiversità. È stata creata una wetland, una zona umida dove appunto la vegetazione autoctona ha ripreso vita e si può vedere anche la presenza di avifauna e di specie ittiche che sono ritornate proprio grazie a questo progetto. Che si tratti di zone periurbane oppure zone destinate prettamente alla produzione agricola, il filo conduttore anche qui unico è quello di riuscire a migliorare la qualità dell'acqua. Obiettivo che porta con sé ovviamente l'ambiente naturale. Basta visitare il bosco di Mestre tra la ferrovia e Tessera a un tiro di schioppo da Favaro. Qui fitodepurazione e rinaturalizzazione si toccano con mano.